Parlate, tifosi azzurri. Oggi abbiamo una raffica di notizie incredibili sul nostro amato Napoli. Cessioni roboanti, partenze strategiche e un rinnovo che rallegrerà i cuori di tutti i napoletani. Prima di tuffarci nei dettagli, lo sapete già, lasciate quel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento sulla nostra squadra del cuore. Sembra che la telenovela del trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli stia per concludersi, ma c'è ancora un ultimo ostacolo da superare. Dopo un'intensa trattativa tra il Napoli e il Chelsea, è stato finalmente raggiunto un accordo tra i club, che ha lasciato i tifosi azzurri ottimisti sull'arrivo dell'attaccante belga. Tuttavia, nonostante il trasferimento sia praticamente concluso, c'è ancora un dettaglio importante da definire tra Lukaku e il Napoli: i diritti di immagine del giocatore. Secondo quanto rivelato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, questo particolare è stato un ostacolo nella trattativa finale. Il Napoli, noto per la sua rigida politica sui diritti d'immagine, sta cercando una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Lukaku, d'altra parte, vuole assicurarsi che i suoi interessi siano adeguatamente tutelati in questo senso, il che ha prolungato le discussioni. Questo dettaglio può sembrare di poco conto, ma in una trattativa di alto livello come questa, ogni dettaglio conta. I tifosi sono in ansia e sperano che le parti raggiungano presto un accordo, permettendo a Lukaku di indossare la maglia azzurra e di unirsi alla squadra di Antonio Conte. Cosa ne pensate di questa situazione, tifosi? Credete che Lukaku sarà il rinforzo di cui il Napoli ha bisogno? Lasciate la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento sul mercato dei trasferimenti del Napoli.